palla al limite dell'area di rigore, occhio qui, la penetrazione, il dribbling e la palla in rete, il vantaggio del Città di Avola con Ricca, maglia numero 10 che sblocca il match al comunale di AS Sant'Antonio. Dribbling ubriacante in area di rigore, si è liberato bene, palla all'angolino, il vantaggio ospite del Città di Avola, la rete di Ricca. AS Sant'Antonio 0, Avola 1. Dentro il pallone, il suggerimento di Ricca per lo scatto da parte di Agotirini in aria, il bolide, la palla in rete, raddoppio dell'Avola su una combinazione tra Ricca e Agotirin, il numero 11 ospite appena dentro l'area con una bordata superato l'estremo toscano per il raddoppio del Città di Avola al minuto 7. Caruso, scambio con Butera, ancora il 3 in area di rigore, il traversone sotto misura, arriva la terza marcatura del Città di Avola con Agotirin, ancora lui, doppietta personale al 18esimo, AS Sant'Antonio 0, Città di Avola 3, ancora Agotirin per la formazione ospite che segna la terza marcatura questo match. Palla per Butera, le finte al limite, ma Butera trova l'angolino per il poker di reti della Città di Avola che al 23esimo realizza la quarta marcatura col numero 3 Butera. AS Sant'Antonio 0, Città di Avola 4. 27esimo della ripresa, calcio di punizione dal vertice destro per l'AS Sant'Antonio, sul pallone Luca De Emanuele, la battuta direttamente in porta e la palla che termina in rete per l'AS Sant'Antonio direttamente su calcio piazzato, la opera di Luca De Emanuele. AS Sant'Antonio 1, Avola 4 al 27esimo di questo secondo tempo, riesce a mettere la palla in rete finalmente l'AS Sant'Antonio.